Sì, ma io non ci sono sicuro, guarda, ci ho pensato tutta la sera, ho fatto tutto il come chiesto, il quadro l'ho preso, il topo morto sotto, ai tappeti l'ho tolto, il rubinetto, tutto a posto, guarda, pensaci che sono proprio bello e tranquillo e mi porta una bella sera. Quanto sei figo, Gianpietro! E vediamo, hai riparato il rubinetto che perdeva? Insomma, Gianpietro, rispondi, hai riparato il rubinetto che perdeva? Aspetta, dammi il tempo di... Cosa proprio sapere? No, ma non ce l'ho fatta perché... Ecco! Lo sapevo, Gianpietro! Non fai mai quello che dicevo di fare! Il nostro matrimonio è in bambino perché... Che c'è? Oddio, Gianpietro! Ma cosa è schifo? Ma come cosa, Gianpietro, non vedi? È pieno di gente tutta sudata, che ci guarda, eccitata. Sì, ma io a parte è normale, bagnati perché non c'hanno anche sotto per un euro, puzzolenti, sono tutti i giorni, non si lavano, è normale. Oddio, poverini, Gianpietro! Ma perché poverini? Perché non hai una casa dove andare, Gianpietro, questi momenti? Ma non c'è che c'è una casa dove andare, tanto è vero che venga proprio la casa loro almeno appunto per guardarci soltanto a guardarci. Sono dei guardoni, Gianpietro! No, a parte in prima fila in realtà non c'è. Sì, sono guardoni, va bene. Ho visto che gli altri sono i guardoni. I guardi sono i seguici. Ma dobbiamo fare l'esibizionismo, Gianpietro! Ho visto che a casa sto battendo. Cerchiamo di sapere un po' il 50 euro. Sì, bisogna esibiamo. E va bene, Gianpietro, possiedimi qui su questo palco! Per fare che lui ci viene. Allora, qui c'è tanto. Magari non ci fila di. Aspetta. Uno. Ecco fa. Aspetta che posiziono. La parrucca è tua colina! La luce per questo. Ma la luce grassa! Sono rilassato, Gianpietro! Quanto sei bella Maria Luce, ma non ti da vicino che sei una meraviglia. Come sei dai giochi cani? Su entrare nella Maria. Quanta barba te la fa meglio perché io queste canzoni. Gianpietro! Maria Luce, ascolta. Ma se invece una volta si facesse una cosa normale, ma diversa dal normale? Ma come fai a essere normale se è diversa dal normale, Gianpietro? Ma perché ogni tanto Maria Luce è normale e poi le cose diverse dal normale, fino a che potranno fare tutti i amici, dai. Tutti i tuoi amici sono tossici, Gianpietro, racconta. Vabbè, quindi Sarà proprio lì là. E va bene, Gianpietro, facciamo questa cosa diversa dal normale perché sia normalissimamente normale. Per questo, allora, la posizione è un po' diversa, Maria Luce, tanto questa mano. Così, questa sì, questa allora sarebbe così, ma al contrario, capito? Aspetta. Non l'hai fatto più. Aspetta, non ho finito. Non vai. Gianpietro è contro natura. Ma guarda voi come si va Contro natura. Ma Maria dice, ma contro natura, sono anche loro. Oddio, Gianpietro, fermati! Gianpietro! Entriamo in gruppo!
E allora il gruppo per far lavori di gruppo, Gianpietro! E se per me che sono l'unica pecorina! Ma io non ce l'ho, intanto lavoro di gruppo è normale, va bene? State tranquilla, il gruppo tutta gente per bene. Non è normale! Sì, è normale. Basta! Ma mi stai rotto le mani, non si può fare nulla, ok? Io lavoro in gruppo, si può fare, esibizioni non si può fare, e che sia niente non si può piantare il culo, non si può fare nulla, Mario Luce. Cosa sai? Gianpietro! Tu non hai idea delle giornate che passo io! Sentiamo! Vai! Santo cielo, che pressione! Ma lì davanti a una sera lontana! C'è pure una vicina ripiegata sul balcone! Stanno vedendo la prima generazione! E guarda che sorride, non so proprio cosa fare! Se sorride, io aspettare, ma ti dico, gente fatti in quel normale! Non essere